Beh, devo dire che le prime presentazioni sono sempre le più affascinanti perché tutte le domande sono nuove, le mie risposte sono nuove, è tutto molto fresco se vogliamo e comincio a capire io stesso cosa fa questo libro nel mondo e quindi veramente è splendido per me essere qui con voi, veramente non vedo l'ora domani mattina di svegliarmi, godermi il panorama, andare a fare una bella passeggiata. Io ho notato che forse la letteratura è la cosa migliore che ho da offrire al mondo in questo momento, perché al cuore della letteratura c'è l'empatia, c'è la comprensione dell'altro, che cosa sente l'altro, che cosa sta attraversando. E penso che questo sia forse l'aspetto più importante da considerare, quello che sta avvenendo nel mio paese, ma anche nel mondo in generale. La cosa più importante è restare umani attraverso anche le esperienze più orribili. E forse questo per me come israeliano è uno dei momenti più tristi della mia vita, ma anche uno dei più significativi, tante cose significative che stanno avvenendo sia qui che in Israele. Mi sveglio al mattino e so esattamente cosa voglio fare. Le persone hanno bisogno di storie, hanno bisogno di parole e io voglio dare loro proprio questo.